Piazza Verdi a Palermo inizia a riempirsi già nelle prime ore del mattino. Un'ottantina di pullman arrivano in città da tutte le province dell'isola. È il giorno dello sciopero generale proclamato da CGIL e UIL e quella di Palermo è una delle 5 piazze italiane della protesta contro tutte le disuguaglianze, con Piazza del Popolo a Roma e Cagliari, Bari e Milano. Sul palco palermitano il segretario generale UIL Sicilia Luisella Lionti, il segretario generale CGIL Sicilia Alfio Mannino, il segretario nazionale UIL Tiziana Bocchi e il segretario nazionale CGIL Emilio Miceli. Si inizia con un monologo di Ernesto Maria Ponte su un brano da Conversazioni di Sicilia di Elio Vittorini e con i danzatori del Teatro Massimo, ma poi lo spazio è per la protesta contro la manovra e la politica fiscale del governo Draghi che, denunciano CGIL e UIL, taglia fuori da ogni beneficio l'87% dei contribuenti siciliani. Ma in Sicilia lo sciopero è un grido contro il lavoro precario, la denuncia del lavoro che non c'è o è a rischio. A mezzogiorno il maxischermo porta anche a Palermo le immagini di Piazza del Popolo e gli interventi dei segretari nazionali di CGIL, UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. CGIL e UIL chiedono misure a favore dei redditi più bassi, recupero del potere di acquisto di salari e pensioni, pensione di garanzia per i giovani e i lavoratori discontinui, misure di sviluppo e occupazione a partire dal mezzogiorno, il contrasto al precariato, interventi per favorire l'occupazione femminile e giovanile. Per i sindacati è una finanziaria iniqua che mortifica soprattutto i soggetti più deboli e la sua modifica è un obiettivo prioritario soprattutto per il Mezzogiorno e la Sicilia che sono più in difficoltà. Oggi è un giorno importante per il sud, per l'Italia, perché questo sciopero deve un po' rivedere i programmi di questo governo, in quanto nessuno deve rimanere indietro, bisogna rivedere il cuneo fiscale sia per i pensionati sia per i lavoratori indipendenti, in quanto c'è tanta precarietà, dobbiamo assicurare ai giovani un futuro, se arriveranno anche alla pensione. A noi quello che dispiace è che malgrado la CGIL, la CISL e la UIL hanno sottoscritto una piattaforma unitaria, poi all'ultimo minuto si è diffilata un'organizzazione sindacale. Questo non ci permette di fermarci, noi andiamo avanti perché nessuno deve rimanere indietro. La Sicilia ne ha tanto di bisogno, c'è tanta disuguaglianza, per cui è importante questo sciopero che possa dare segnale forte a questo governo affinché possa rivedere il programma del piano di stabilità. Agostino Falanga, segretario generale della UIL Trasporti Sicilia. Oggi uno sciopero generale dovuto a che cosa? Dovuto al cercare di riportare una nuova giustizia in questo Paese. Dopo anni di crisi economica a cui si è aggiunta la pandemia, dopo l'accrescimento di tante disuguaglianze, della povertà, della precarietà, di tanta gente che in questi 2 anni ha perso il lavoro, ecco, noi vorremmo riportare un principio di giustizia, di equità sociale, di rispetto delle persone, non come numeri, non come voci di costo, ma persone in carne ed ossa che sono state gli artefici, le donne e gli uomini di quanto di bene il nostro Paese ha fatto e ha prodotto. Noi siamo per riaffermare questi principi di giustizia e di solidarietà sociale, ovviamente partendo dalla legge di bilancio e quindi dalle tante previsioni che lì ci sono, la pensione, il fisco, gli ammortizzatori sociali. Noi crediamo che per quanto riguarda il fisco le risorse vadano date interamente al lavoro, alle imprese in questi anni sono stati dati più di 170 miliardi, andavano dati, il sistema andava sostenuto, ma non li abbiamo dati senza controlli, senza condizioni. Questi 8 miliardi per noi devono andare essenzialmente solo al lavoro. Poi si parlerà di riforma del fisco e si dovrà partire dal problema più grande della riforma del fisco, ovvero sia quello finalmente di aggredire l'elusione e l'evasione fiscale. Poi certo bisognerà rivedere le aliquote IRPEF, di rivederle in modo progressivo, ma di farlo in modo tale
di dare risorse, ovviamente partendo dai salari più bassi e non certo come il governo ha fatto con l'ultima proposta. Per le pensioni noi speriamo di arrivare a lenire, a sanare la ferita della legge Fornero. Noi vogliamo che i 62 anni e 41 anni di contributi siano i due criteri chiari, i due pilastri della nuova riforma. Vogliamo una pensione di garanzia per tanti giovani che purtroppo hanno lavori discontinui e quindi hanno bisogno di cominciare ad essere sostenuti sin da oggi, e abbiamo anche bisogno di aiutare le donne che entrano e escono dal mercato del lavoro e che per motivi familiari, quindi il lavoro di cura delle donne deve essere una volta per tutte riconosciuto. Noi dobbiamo dare alle donne delle pensioni adeguate. Oggi è una giornata di sciopero, cosa chiedete? Beh, chiediamo che ci sia una redistribuzione più giusta e più equa delle risorse. È la prima finanziaria redistributiva del nostro Paese, fatta a debito. Chissà quando, in quanto tempo e fra quanto tempo potremo avere una nuova finanziaria espansiva. È giusto che si parta da coloro i quali hanno sofferto di più, quelli che sono in condizioni più difficili, a partire da chi ha perso il lavoro, chi è dentro una crisi aziendale, chi è precario. Cioè pensavamo e pensiamo che la finanziaria in questa fase, in questo momento, dovesse raccogliere tutte le energie, tutte le difese necessarie perché la gente più debole venisse in qualche modo sostenuta e aiutata. Oggi è sciopero generale anche a Palermo, la Will Sicilia è in piazza. Scendiamo in piazza, sì, come tutte le 5 città, per rivendicare sempre le stesse cose: occupazione, sviluppo vero, investimenti, così come chiediamo una medicina territoriale per i nostri anziani e poi una battaglia con una legge, una riforma del fisco. È da più di 20 anni che la aspettiamo. Non possono pagare sempre gli stessi, i più poveri. Occorre quindi reinventare il paese, soprattutto fare qualcosa per far sì che la nostra isola non rimanga sempre più isolata. E Luisella Lionti, segretario generale della Will Sicilia a Palermo e Area Basta. Uno sciopero importante perché deve definire, cambiare la linea del governo e portare più soldi nelle tasche dei lavoratori. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Questa finanziaria invece va nella direzione opposta. Poi noi in Sicilia scioperiamo anche perché la disuguaglianza per la Sicilia è sempre più larga e va combattuta con interventi strutturali.